Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa. Nella campagna della carta, assieme a un venerdì e diversi TV su risa e canzoni, ho trovato il diario di una bambina. Il fatto di essere scritto in penna verde me lo fece riguidare come non interessante. E lo presi solo all'idea di poter colmare le diverse decine di pagine lasciate sgombre con utilità. Inizio a leggerlo un pomeriggio e dopo essermi abituato alla calligrafia acerba e sognante, segnalo a me stesso che ne sono interessato. Non resto colpito dai fatti in sé, ma dalla sensazione di misteriosa reticenza che mi provocano, come se non tutto fosse effettivamente su carta, eppure presente con pesantezza. I fatti banali evocavano all'uomo banale con cui non fatico a identificarmi sensazioni di ritrovata intensità, molto oltre la qualità delle righe. Sento sincera amarezza all'interrompersi delle pagine. Vorrei tutto quel resto che sento emergere, o anche solo altre sconclusionate righe di fanciullesca inconsapevolezza su cui meditare. Arriva a un determinato punto, poi non scrive oltre, senza preavviso e senza scrivere che non avrebbe più scritto. Forse ha trovato un diario migliore, forse ha trovato una vita migliore. Fatto sta che io quel diario l'ho tenuto e l'ho continuato, perché quella vita mi piaceva. Quanto segue è ispirato a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. La storia falsa non è molto ispirata. Le immagini che state per vedere sono scioccanti. Un massacro familiare si è consumato questo pomeriggio a Spinaceto. Secondo una prima ricostruzione, i genitori di una bambina di pochi mesi avrebbero ucciso la neonata affogandola nella vasca da bagno e pochi minuti dopo si sarebbero gettati dal balcone della stanza in cui pernottavano. Entrambi i genitori sono deceduti. Nella stanza della giovanissima coppia sono state rinvenute diverse scatole di ansiolitici e antispastici. Altri ospiti della struttura avrebbero sentito i due genitori discutere e minacciare l'uno il suicidio all'altro, ma nessuno sarebbe intervenuto. E niente, abbiamo lanciato questo nuovo sapone per pelle ipersensibile, prodotto schiumogeno per niente aggressivo. E io ho collaborato in prima persona sia all'idea che alla realizzazione. Poi, come se non bastasse, questa nuova serie di shampoo. Shampoo pensati e prodotti appositamente per gli occhietti dei ragazzini perché non pizzicano. E uno magari può pensare, no, mazza, stressante come attività. Però che te devo dire, se c'è un lavoro devi sempre cercare di raggiungere nuove vette, no? Se no che cazzo la fa? Vuoi continuare per il resto della tua vita a vendere acqua zuccherata? Oppure vuoi una possibilità di cambiare il mondo? Steve Jobs, che grande. Mi sono letto un libro, fermati. Io ultimamente invece l'unica lettura che mi posso permettere sono annunci di lavoro. E che lavoro cerchi? Qualsiasi cosa già. Una cosa adeguata. Anche perché ormai sono mesi che sto fermo, eh. Non è che pure al cervello non gli fa bene. Non mi sembra che stai fermo, bro. Stai sempre a correre, stai. Guarda, sto pure dentro casa. Poi vedi che sto a far casalingo. Se lavora a te, non lo so io. Senti, fammi una cosa, va. Parliamo di cose belle. Ma ragazzi, andate a prendere le pagelline. Hanno preso belle pagelline. Là. Cominciate te. Italiano 10, inglese 10, seconda lingua comunitaria 10, storia 10, geografia 10, matematica 10, scienze 10, tecnologia 10, musica 10, arte e immagine 10, scienze motorie sportive 10, comportamento 10. Tutti 10. Italiano 10, inglese 10,
Storia 10, geografia 10, matematica 10, scienze 10, tecnologia 10, musica 10, arte immagine 10, scienze motorie sportive 10, comportamento 9. Il Viola invece deve fare ancora qualche piccolo sforzo. Deve correggere due piccole insufficienze, però ci stiamo a lavorare duro. È che l'insegnante di sostegno che gli hanno affidato che è un coglione. Dai, Pie. Vabbè, dai, allora non è un coglione, è stupido. Magari è bravo che handicappati, ma no che i ragazzini normali. È vero, ma è un po' stupido. C'è guai, eh? Una volta mi piaceva il mercatino, ma gli ultimi sono diventati mosci. Non ti incuriosisce vedere cosa vendono i vicini, è sempre la stessa roba, nessuno compra, ci si scotta solo la faccia. Quanto costa? Tipo un sacco di sorti. Te quanto c'hai? Niente. Non basta. Sì, ma quanto costa? 30 euro. Oh, ma mica lo so se costa davvero 30 euro. Potrebbe valere molto di più. Vabbè, una macchia da mamma. Va. Oh, ma quanto costa il coso per metallo, il detector? 15 euro. Senti, visto che ti avanzano un sacco di soldi, non è che te va di... Vaffanculo. Ah, bello mio! Dai, che fra poco stai meglio. Dai, che mi soppressione forse ti faceva molto più normalmente. Pacificazione. Anzi no, la pacificazione. Anzi no. A Jeremy, dai che questo è il momento tra voi due, su. Saluta a l'ultima volta, dai. Saluta! Camani, non fai ciao. Ah, Jeremy, dai, tu non fa così, eh. Purtroppo c'è la malattia che gli fotta la testa. Namo! Guarda che ha capito che ha salutato. E che io per bene lo sa, fidate! Andiamo. È svegliato. Ma che te lo ricordi come era una volta? Stava sempre voce, a birbattoni. Guardalo, guardalo, sta a piangere. Sai che la rabbia che ha la depressione. Dica no. Bau, dai che ti porta un villeggiatura.
Dai, io massimo 2 ore e torno. Vado a prendere la pizza, tu Rustino, no? Un paio di rustici. Gioca a pallone, resta qua. Tranquillo, ok? Camo, Pau, camo! Ma è finito quel cazzo di sugo! Adesso è finita. Insomma, quella è la sala professori, quindi anche la mia. Così quello diventa l'unico frigo che ho quando sono a lavoro. Se ci metto qualcosa di mio, non significa necessariamente che diventa condiviso con tutti. Altrimenti significa che uno non si può neanche più portare il cibo da casa e deve passare l'ora di pausa e infilare euro su euro in quel cazzo di distributore, no? E dai, no? Ah, Guarini, a spastico che c'hai? Mi serve un ex trattoria, parto subito. Oggi è finito il mio primo anno di scuola media. Per le vacanze ci hanno dato da leggere Il fantasma di Canterville. Io l'ho già letto, ma non l'ho detto a nessuno per evitare di fare i riassunti agli altri. Quest'estate ho da fare moltissime cose e forse mi innamorerò, come l'anno scorso. Ahogo io?
Levi, piedi? Ne lasci uno? Va bene. È buono? Oh, ridi? Quando è che nasce? Fra 2 mesi. Ma tu sei proprio sicura di voler avere un figlio? Il corso di flauto com'è andato? Mi è sembrata una cosa un po' amatoriale. Ah. Il padiglione non era attrezzato, poi c'è stata un'ora di buco prima che arrivasse il maestro. Aveva fatto tardi. Va bene. Cambiamo allora. No? Tanto è pieno dei corsi. Pure è buono che questi ragazzi imparano un po' una serie di cose diverse, no? Un po' di duttilità. Col fatto che la prima lezione è gratuita, no? No? Oh, Lenny, Sputa? Ma non goccio d'acqua. Bru, se sta strozzando. Se sta strozzando con la carne, Bru. Che cazzo devo fare? Oh, e sputa? Sputa? Se sta strozzando, Bru. Cazzo devo fare? Dai, sputa! Sputa! No, vabbè, stai buona. Alessia. Vabbè, buona. Oh. Oh, non è successo niente, dai. Cosa è successo? Dai, sbaglio. Dai, io che è andata bene, su. Forza. Dai, amo, calmati su. Dai, mangiamo su. Io c'ho pure fame. Cazzo di storia, guarda.
Dai, io, mi fate incazzare? Mangiamo? Capito? Non qua si può manco mangiare una carne. Sono de bistecca! Non si fa pace ormai. Mondo de merda. Hai visto che hai fatto? Eh? Che hai fatto piani tuo padre? Siamo stati alla spiaggia libera. Papà ha detto che tanto uno va al mare per stare dentro il mare e il mare non cambia, è uguale per tutti, soldi o non soldi. Ma è stato il primo a non divertirsi. La tua bimba? L'ho fatta. Sei in ospedale però. Incubatrice. Fino dell'estate la vado a ripiare. Quasi calla. Eccoci, una bella merendona per tutti, vai. Amori che siete a studiare anche durante le vacanze, il sogno di ogni mamma. Che fate? Dobbiamo finire il progetto per l'inizio della scuola. Se volete giù c'è anche il cocomero, eh? Basta che non vi mangiate i semi che sennò vi crescono le piante in pancia. A dopo. E così papà ha trovato in offerta una piscina prefabbricata che abbiamo montato in giardino. Una variante economica alle estati normali. E visto che in molti stanno nelle nostre stesse condizioni, la nostra piscina e il nostro giardino sono diventati il giardino e la piscina di tutto il quartiere. Ah, bro. Oh, Susanna, io non siamo proprio come ringraziarvi, eh. Poi col lavoro che non mi dà un attimo di respiro, Ma sapere figurati, che ve potevo lasciare qui i ragazzi, no, dico al sicuro. ma è un piacere, vabbè, ma che stai scherzando, dai. Non me ne pio mi via però, che hai vista? Oddio. Calma. Sì, le scarpette.
Grazie al zio Bruno. Grazie. Ciao. Quella cazzo di piscina in quella casa di merda. Dai, su, Pie. Tranquillo. Tranquillo un cazzo, Susa. Tranquillo un cazzo. Se non sei preso in quella piscina, non ti sei presi. La piscina. Chi vi tocchi? Sta famiglia dei porciari. Secche comuniste. Sei bellissima. Stamattina ci siamo risvegliati con una notizia bruttissima. Appena usciti in giardino abbiamo visto che ci avevano distrutto la piscina a picconati. Io e Dennis siamo rimasti 10 minuti fissi, immobili, davanti alla vasca squarciata in modo irrecuperabile. Solo papà è riuscito a spronarci. Vorrei avere il carattere di papà. A lui la crudeltà umana non stupisce nemmeno più. Uno compra una piscina, apre la propria casa agli altri e resta ugualmente vittima della gelosia altrui. Papà ha parlato di zingari, quasi sicuramente zingari. Zingari con i picconi. Zingari senza piscine. Fatto. Pietro, devi togliere i palloncini che hai preso là fuori, eh?
Toglili, ci ho messo mezz'ora a metterli, mo toglili. Pietro, scusami, però se Viola li vede quando torna, non è più una festa a sorpresa. Tanti auguri dalla famiglia Placido. Che bello. Ti piace? Sì. La scelta Alessia. Viola, guarda qua, guarda qua. Ecco. Mettite là, bro, mettite là. Entra dentro, lì. Ma a me me li fa. Dai, è bella, la famiglia. Sorridete insieme. Cosa più dentro? Bravi. Aspetta. Scusa. No, no. Aspetta. Mira già le mutande. Hai visto? Guarda bene. Oh, quel bucio di culo. No. Questo fa gli occhi col culo. Ma che cazzo di vestito che si è messo? L'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta. Io vorrei una con coltello da sotto. Ma non lo mai. Schizzi in faccia. Ma mignottona, vedi su questa ceppa di cazzo. Mo io non infilo in bocca per quello che sa. Così toccherebbe fare. Pensa io in cazzo. Ma chi è più? Ci batti. No, io non l'avevo beccata sola, ma mi frega un cazzo. Ma per me pure sta zia. È un attimo, sai? Sta a spingere. Guarda, non parla. Un cazzo di idea puttana. Ecco, vedi su sta ceppa. E pensa a tutti i cazzi la sera che sfondano il culo. Come suo padre non se ne accorge che gli spiri il telefono? Che con la scusa che il suo telefono ha una fotocamera migliore, basta che io chiedo e me lo dà. Però almeno una volta facciamo sesso anche noi, no? Così abbiamo fatto tutto. Che hai qualche giorno libero in settimana? Che sia fra mercoledì e venerdì. Comunque è pure meglio che arriviamo alla fine. Fidate, io sono un centinaio di pezzi così.
E i bambini mi invitavano quasi una volta alla settimana. Stavamo sempre lì a invitando. Alcuni ci andavamo, altri ci andavamo. Poi dipende sempre da chi mi invitava. Qua non mi vedevano, erano così contente che non gli fregava niente che non gli avevo fatto il regalo. E il regalo ero io stesso. Oggi il tipo al lavoro mi ha detto che somiglia a cosa? A Antonio Banderas. Ha capito chi? Quello dei Gallini. Chi sono mai cinato? Vabbè, poi se ci andiamo a sapere sta sti cazzi, siamo. Andiamo a fare una mezzina. Prosciutto cotto e formaggio. Questa è una fame. Ah, faccia l'uno. Mamma mia, manco simpatici mi stanno. Soprattutto qua ragazzina. Ma che ne so, mezza strana. E andiamo! Ciao maestro. È caldo, eh? Ridicolo. Ridicolo. Scusa, c'è un po' di casino. Ma tu non smetti mai di lavorare. Sto giusto dando qualche lezione di recupero a un paio di rincoglioniti. Soldi facili. Tu invece non mi dai tregua, eh? Perché davvero vuoi studiare anche ad agosto? No, è che è sempre lo stesso argomento. Solo che non ho ancora delle cose ben chiare. Ma meno male. Altrimenti voleva dire che eri un genio. E i geni hanno una vita di merda. Perché che cosa hai portato? Niente, cose che non ho ancora ben capito. Ok. Allora, stamattina facciamo questo. Però di pomeriggio non rompi i coglioni e te ne vai in giro a guardare le ragazze in costume. Mm? Bravo papà! Dai così! Dai! Dai, guardalo! Come muori! Bravo! Dai! Cambio della minchiata! Sei uguale a me! Hai capito? Sei uguale a me! Sei uguale a me! Bravo! Sei! Sei come a me! Hai capito? Non te ne vuoi la troia! Quanto cazzo da parte! Cazzo! Ecco i passaggi! Come stai? Meglio? Mannaggia. Oh, lo sai che tu ho preso pure la manzia del ristorante? Gli stavano a buttare il cane. E io ho detto, "Oh, ma che cane, c'è un fio." Senti, papà, vuoi rimanere qua a mangiare oppure vuoi venire a tavola con me? Non ti preoccupare, faccio io, ok? Eh? Oh, papà, e funghi sta ciccia, eh? Senti codolino. Guarda qua. Mangia. Ah, oh,
c'è pure un'altra buona notizia, lo sai? Ho incontrato la mamma di quella ragazzina, capito chi? Quella tu stava mandando alla festa del compleanno l'altro giorno, eh? E venne a sapere che te c'è il morbillo. E lei subito tutta contenta, mi ha detto che la figlia va, diciamo, ancora non si è preso e pensa che questa sia l'occasione migliore. E anche perché i figli da amici suoi già ci hanno avuto e nessuno la può aiutare. E niente, per organizzare un bel pomeriggio qui, così lei porta la figlia, tu stai con lei si vede il morbillo. Te devi lei, eh? Sei contento? Senza sta cosa capace che te la perdevi pure per quanto fermo sono lungo, va? Non gli ne pensiero di pezza, papà. Bravo, con me, insieme. Io non sacco di scopare. Ho chiamato la mamma di qua, ragazzina, hanno dato un po' di traffico, ma stanno arrivando, eh? Sono parso di tanto. Sì, sono loro. Saluta. Sorridi. Ma dai, ragazzi, va. Belle! Benvenute! Grazie. Come sta? Bene. Salve. Ah! Che bello! Cos'è? Ciao. Pasticceria secca? No, ciambellone. Ciambellone! Tanto io il morbillo già ce l'ho avuto. Pure io! Sì, questo è un ciambellone che ho fatto così, era venuto buono, insomma, ho fatto a me metà di ciambellone. L'ho Io portato. ho la vinetta in frigo, ma era meglio il ciambellone. Ah no, come volete voi? Sì, come no? Va bene. E niente, vabbè, andiamo allora. Andiamo. Prego. Io. E questa è casa mia. Pure la sua, eh? Certo. Da tutte e due, poche parole. Come vede, stiamo in mezzo al verde. Bello, sì. Papà ha messo tutte queste piante. Sì, poi è venuta a mancare un anno fa. Ah, mi spiace. Quella l'ha messa quando sono nato io. Poi stiamo ristrutturando questi mattoni 2 giorni e si ricaricano, si riportano via. Sì. È buono. Abbiamo 2 entrate, come vede, eh? Sì. E noi entriamo da questa. Prego, si accomodi. Va bene. Vi lasciamo da soli, che noi siamo noiosi. È vero. Vabbè. Scusi, che pareggiate non c'è Certo, un certo. secondo. Vieni un secondo, per favore. Papà, senti, ho messo delle precauzioni dentro la scarpina, nel caso... Prego, si accomodi, entri pure. salgo Faccia come su. se fosse casa sua, che bella. No, io la dopo, Ma quanto è bella. Sì. Prego. L'amore di mamma. Vedete, tutto piano, a destra la cucina, prego. Sì. Grazie mille. Sola? Sì. Sì, perché vabbè, no, mio marito... Prego, dorme metta qui. sopra i banani. Lo facciamo ora? Ora. Però sono ora. Boh, non lo so, le 4. Va bene. Mi sdraio? Penso di sì. Madonna, è bollente. Vieni. Ti vuoi levare i vestiti? Se lo dici tu.
Ok, senti, così non ci chiamo. Io non sono abituato così. Cioè, è molto strano. Tutto molto strano. Facciamo così. Adesso tu rimani qui. Io me ne vado un secondo là, mi concentro, mi calmo e rivengo qua carico, capito? Ok. Perché la parrucca non te la metti così? Così come? Ecco, così. No, aspetta. Ecco, così. Sei sempre bella. Certo, lo so. Secondo te me l'hai già attaccato? Boh. Non lo so se sono capace. Dai, non fai il tirchio, attacca. E attaccano. È bello quando sorridi. Se ridi ti esce il morbido dalla bocca e me lo prendo io. Se no ti devo baciare. Ci baciamo in bocca così finiamo subito e posso tornare a casa con mia madre. Te che preferisci? A me va bene anche se stai qua con me e basta. Mi fa sta bene. Mi stai leggere la mano? Sì, E che dice? cazzi miei. Ciao! Guidate con prudenza! Andate piano! A presto! Bombe? Allora, come è andata? Aumento, guarda che hai vinto. Tiè, una birra, vediamo, andiamo. Ma te rendi conto quanto è strana la vita? Eh? In a botta qua la madre gli avrei data. A fondo non mi pareva il caso. Mi sei messo a parlare del marito, dei cazzi del marito, del lavoro del marito. A me sapere che te sei divertito, ma basta e mi avanza. Questo è l'importante del papà. E mo se non lo sapevi prima, mo lo sai. Dai, ascolto, brindiamo, va! Assestate del cazzo! A scemo, 2 minuti e vado.
Solitamente vivo gli ultimi giorni di vacanza con una specie di ansia. Faccio il conto alla rovescia e allo stesso momento cerco di fermare il tempo fino all'ultima sera. Ma non fermo niente. Quel giorno arriva e papà apre la porta e ci dice: regà, sveglia. Quest'anno invece non ho sentito alcuna ansia. Non ho fatto conti alla rovescia, nemmeno l'ultima sera. Ho solo guardato un film. Credo che sia io che Dennis ci siamo tranquillizzati. Siamo maturati. Papà ha aperto la porta e ci ha svegliati. Mortacci tua, stronzo! Denaro di merda, mortacci tua, fanculo! Mortacci tua, mezz'ora, oh! Ma tu non avevi la macchina. Mi hanno ritirato la patente. E perché? Ci stai a provare con me, ragazzi? Come pensi te la stai a cavare? Ottimamente. Ah, va a cagare. Senti, se ti dico il segreto, non lo dici che non lo dice a nessuno. Tipo che sei frocia? No, davvero. Che vuoi? Sto costruendo una bomba. Mi fa esplodere l'intero quartiere. Così finisce tutto. Comunque non sono solo io a lavorare al progetto. Io sono quello che decide le cose. Ah, fanculo. Te lo volevo dire. È la tua bimba. Hai rotto il cazzo! Ah, io me ne sto andando al lavoro, eh? Ha chiamato pure tuo cugino e ha detto che dopo passa.
Che comunque sta cosa era un pericolo per tutti quanti, mica solo per la famiglia, voglio dire. Io sto pensando, ho sentito dire che è una specie di uno strano, no? Di adottato, tipo. Non ci sa parole, sì. Infatti se stanno parole, se pensi che veramente questo si teneva, voglio dire, una bomba sul tavolo della cameretta sua, così, ma poi giustamente dice che manco lo sapeva, insomma, ci aveva manco fatto caso, dice, che il figlio gli aveva detto come una ricerca, tipo una cosa a scuola, no? Le cose che fanno. Ma ci stanno parole, hai detto bene di te. Allora. Scusa Renato, devo lasciare che c'è una telefonata del lavoro sotto. Scusami, eh. Ciao. Ciao, ciao. Ho fatto 2 tiri fuori, eh. Che c'hai, ma? Niente, lei. Zitta un po'. C'ho il ciclo. Mamma c'ha il ciclo. E così ti sei messa a cercarlo. Esatto. Non ho dovuto faticare troppo per trovarlo. Sentite, oggi mamma si è rotta le palle di cucinare, eh? Ve ne andate al cinema, così vi vedete qualcosa e vi mangiate i popcorn. Forza. 100 euro. Forza, dai! Andate. Dopo aver riportato il gatto al suo padrone, sono scesa a dare un'occhiata. Ci sono cunicoli, scale, gallerie e mi sono messa ad esplorare. In fondo a un tunnel ho scoperto una montagna di sacchi pieni zeppi di una strana polvere blu. Poi siete arrivati voi. Polvere blu, e che cos'era? Non ne ho la più pallida idea. Voglio spedire questa. Seguitemi. Sono stufo di prendere ordini. Lascia che ti dica una cosa, Doc. Io sono Orc, tu sei Doc. E sei sicura? Più o meno. In realtà faccio sempre un po' di confusione. Visto? E tipi chi saranno? Orc, coppia di babbei. Oh, al riparo. Non ho intenzione di passare tutta la vita qui. Prendete quei dannati sacchi e venite fuori. Arriviamo, capo. Perché un onesto criminale come me, il grande Cesare... Com'era il film? È bello? Sì? Bravi, bravi. Senti, ce ne andiamo a fare una passeggiata tutti insieme? Eh?
Che a papà non gli va di tornare a casa. Mm? No, dai, per favore, sono stanca. E poi domani c'è scuola. Ah, sì? Certo. E invece decide papà. Ce lo facciamo uguale in Berciretto. Mm? Papà, posso chiederti una cosa? Dimmi, Dennis. Ma tu e mamma, cioè, state bene? Cioè, tra te e lei è tutto ok? Scendi un po', ragazzi. Scendi. Dai, papà. Alessia, zitta, che non sto parlando con te. Dennis, scendi per favore da questa macchina. Scendi! Vieni qua, forza. Vieni. Che hai detto? Che hai detto? Ora te lo faccio vedere io come stiamo io e tua madre. Vieni qua. Vieni qua. Come stiamo io e mamma? Io e mamma come stiamo? Te staccia da cazzo! Vieni qua! Alzate che non t'ho fatto un cazzo, non t'ho fatto! Merda umana che non sei altro! Monta in macchina, stai zitto e guai a te se fiati! Io e mamma stiamo bene! Io e mamma. Tu non c'hai niente da dire, eh? Guai a chi parla adesso! E non voglio vedere uno che piagne! So io che dovrei piangere qua! Oggi siamo andati a fare una scampagnata. È stato strano perché non era né domenica né sabato, né un qualsiasi giorno festivo. Noi però non abbiamo detto niente perché la scampagnata ci andava. Come sempre durante il viaggio ho sofferto di mal d'auto, ma quando sono scesa mi sono sentita immediatamente bene. Mi sentivo bene e stavo davanti a quella bellissima distesa verde. Papà invece ha avuto il mal di denti e non gli è mai passato. E sei contento che c'hai i genitori così? Io sono contento. Capito? Perché è normale che le cose a volte non vanno proprio come vorresti tu, capito? E guarda pure mamma quando era bambina stava con nonna e non poteva fare tante cose e voleva partire.
Anastasia! Mamma! Dove state tutti? Dennis. Mamma. Papà. Sei il miglior padre che conosco. Solo tu sei la migliore madre che conosco. Bello, mi piace mangiare pure solo la crosticina. Guarda. Così. Che gli levi tutti, no? Prova un po'. Così. Comunque sì, ho deciso. Ti ritiro da qua a scuola. C'è un sacco di malessere qua ambiente. Abbiamo casa, scuola e città e andiamo avanti. Sì. Quindi per un po' niente studio, mentre io cerco un posto nuovo. Andrei direttamente a Roma. Che dici? Questa campagna c'ha già rotto il cazzo. Pieno dei bigotti, si vive in aria tratezza. La massa del merde. Posso chiedere a mio cugino? A casa Bruciano, adesso prima appoggiato da lui. E si vive nel letto al salone, oh. Che divertente! Che bello, no? Ah, ma che ti ricordi quando facevamo tutte le notti insieme? Che culo! Che figata! Ciao. Vai via pure tu. Sì. Ho trovato queste le patatine. È tuo, te lo regalo. Ok. Ciao. Oh! Oh! Dai, forza, andiamo a prendere canne e frutta, dai! Andiamo? Ma che c'è in mano? Lo vedi? Ma che sta succedendo? Tutta sta cosa. Andiamo, dai! Dai, su, muoviti! Avanti, prego. Che bel sole oggi, eh? Salve, professore. Prego, si accomodi. Ciao. Allora, sicuramente sarà al corrente delle notevoli pressioni che ci sono state mosse nei nostri confronti in questo istituto da genitori e insegnanti. Pur senza
pur senza intenzionalità, è stato lei a fornire le nozioni che gli alunni hanno successivamente messo in pratica. Intendo per costruire quelle 2 bombe. Ma appunto! Ma io che ne potevo sapere che quel bambino era matto? Non se ne sono accorti i genitori, me ne dovevo accorgere io. Purtroppo, però, per la situazione che è venuta a crearsi, non ci rimane altro che sostituirla con un suo collega. Sì. Sì. Ma non pensate che mi abbiate sconvolto? Oddio! Licenziato da questa scuola di spastici. E comunque avevo capito da come mi guardavate tutti all'entrata. Quindi fai poco la splendida. Bene, la situazione è questa. Ora, se per favore può uscire, perché abbiamo diversi appuntamenti questa mattina. Certo, capisco. Potrei almeno svolgere la mia lezione di oggi. Certo che può. Buongiorno. Ma che è nostra via che sta piangendo? Ma che non lo senti che è un cane? No, mi sembrava nostra via. Già è cagna. Ma tu sei questa di cazzo? Far serio. Faccio il serio. Per padre, cazzo. A te la madre. Oh, ma stiamo a fare seri? Abbiamo fatto benissimo ad andarsene. Se stava da tua madre ci cresceva già morta la ragazzina, cioè non... Sì. È vero. Il primo passo però. Dobbiamo crescere. Cresciamo. Una volta. Una volta sola potremo crescere. Vabbè. Oh, domani come arriviamo a Spinaceto, ti organizziamo. Se abbiamo la pensioncina. Io sento un amico mio che fa aiuto pizzettaro. Fa una cifra dei soldi. Così faccio una cifra dei soldi pure io. Poi se te t'annoi a casa, non lo so, ti trovi il lavoretto, vai a fare barista o cameriera. Ti interessa, così c'è il secondo stipendio. E d'estate andiamo a ballare fissi e pizza. Dai, pizza. Pizza, dove ci pare andiamo? Amo, comunque, prima cosa dobbiamo andare all'anagrafe. Perché non è possibile che abbiamo chiamato nostra figlia come una canzone di Vasco Rossi. L'abbiamo chiamata insieme, che cazzo ti dico? Sara la dovevamo chiamare. Come la canzone dei Meneguzzi, ti ricordi? Sì. E quella sì che è la nostra canzone. Vabbè, ma... Ah, che vuol dire? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sotto il sole hai deciso di partire, dare un'altra vita da seguire. Oh Sara,
che cammini verso il sole, contro gli altri, contro tutti, tu vuoi vivere ogni istante della vita! Ah, Vilma! Ma che sta a piangere per nome? Oh, cantiamo per nome, eh? Ah, via. Svegliati, sono le 4. Benissimo. Ale.
fuori, Ragazzi. Strano che non vi abbia mai parlato del Maliatone. Eppure è un argomento veramente interessante. Il... Quanti di voi hanno un giardino? Tutti scommetto, no? Come sono sicuro che in ogni garage i vostri genitori tengano una confezione di Maliatoni. Potente insetticida, il Maliatone. Dobbiamo a lui la vittoria sulla mosca mediterranea negli anni '80. È in grado di paralizzare le strutture nervose di zanzare e di altri insetti, nonché di eliminare le uova nei pidocchi adulti. Ovviamente stiamo parlando di un prodotto veramente pericoloso. Vista l'irreversibilità della sua azione inattivatrice sulle colinesterasi, è forse il più pericoloso antiparassitario agricolo in commercio. Comunque, comunemente reperibile in ogni negozio. Il prezzo è anche basso. Dai. Amore, sveglia. Io vado sotto a lavorare. Ci si vede a pranzo, ok? Le pagine del diario si esauriscono qui. Le ultime le ho riempite scrivendo sempre più in piccolo, stringendomi sui bordi. Sono stato tentato di comprare un nuovo diario per proseguire gli eventi successivi, così una mattina sono andato a una cartolibreria vicino a casa e ne ho sfogliati diversi. Erano tutti ottimi, poco costosi e completamente vuoti, ma sentivo che non era la stessa cosa. Guardandoli non sapevo come li avrei riempiti. Mi mancava l'ispirazione. E quindi non comprai nessun nuovo diario. Presi gazzetta e Guerri Sportivo e ritornai alla monotonia estiva fatta di calciomercato, di taglio di meloni e maledizioni dei villeggianti. Io ho risolto così. Vi consiglio di fare lo stesso. Ammazzo! Ecco. Pensate quanto sei bello di mortacci tu, oh! Eh? Ma che hai fatto? Ho fatto. Ma che persi i capelli? Lascia perdere i capelli, Ti stavo cazzo i capelli, una settimana senza lavatrice ne sto a fare lavare i panni da Rosario, sta buono. Ancora ne è morta? Ma che ammazza quella? Vedi sto ragazzino? Sta Ma devi diventare una branda te, dai un bacetto a zio, forza!
Oh, andiamo. Bello. Io dentro, via. Dammi sta borsa, lasciamo anche, no? Ti appoggio qua, eh? Ma che mi hai portato? I biscotti? Io ho preso questo sotto il forno. Oh, sono proprio contento di aver fermato un pochetto qui da me, sai? Oh, mi chiama un attimo, ti presento tutti quelli del quartiere. Oh, papà, metti che si sente, no? Ti ricordi? Certo mi ricordo. Mimmo. Il principe, la lugotta. Senti una cosa, ma Omar? Omar, sono 2 anni che non ci sta più. Hanno arrestato? Un ammazzato che hanno sparato qui sotto al parchetto. Mazza, non lo sapevo. Oh, non ci fa caso al casino, è una settimana che la febbre non sono riuscito a mettere a posto, a lavare i piatti, non ci fa caso. No, ma te ti preoccupa per lui. Poi io mi acchitto qui stasera, vedi? Trovo il lettuccio qui e voi mi mettete in camera mia. Dai, lascialo, te sei Oh, e ti dico che mi fa piacere. Vabbè, apprezzo. Anzi, apprezziamo. Sto matto stava a costruire una bomba in camera da solo. Vabbè. Tutto da solo ha fatto. Adesso si dirà che è intelligente, è sangue nostro. Grande. Comunque tanto devo fare carriera a sto ragazzino. Nella NASA. Ci avremo un po' rispettivo dalla NASA in Italia. Certo, ce l'avremmo per forza. Mica pisciamo dal ginocchio. Vabbè. Tanto se famo sta cenetta, dai. Mortadella, la bufala, la coppa, il vino. La faccia di chi ci va morire. Ti voglio bene. Pure io. Tanto. Che bella giornata, eh? Domani mattina ti svegliamo alle 7, eh? Andiamo a vedere se c'è sta uno smerigliatore a poco. E poi passiamo all'officina da zio. Prima però, se famo pure le cornette e cappuccio. Che dici? Ok. Buonanotte. Sento parecchio rimorso per avervi raccontato questa storia insensata, amara e anche pessimistica. Vi meritavate forse qualcosa di più realistico, una storia normale, di quelle che accadono tutti i giorni, e non lo sfogo di un annoiato dalla vita. Vi chiedo scusa. Ricominciamo da zero. Il GP della Malesia è stato quindi sospeso a causa delle pessime condizioni meteorologiche che non garantivano le condizioni ottimali per lo svolgimento della gara. Grande delusione per gli organizzatori. Non fastidio che abbasso un po' tutto. No. Che ci metto sempre un po' di tempo prima che Le sonno. immagini che state per vedere sono scioccanti. Un massacro familiare si è consumato questo pomeriggio a Spinaceto. Secondo una prima ricostruzione, i genitori di una bambina di pochi mesi avrebbero ucciso la neonata affogandola nella vasca da bagno e pochi minuti dopo si sarebbero gettati dal balcone della stanza in cui pernottavano. Entrambi i genitori sono deceduti. Nella stanza della giovanissima coppia sono state rinvenute diverse scatole di ansiolitici e antispastici. Altri ospiti della struttura avrebbero sentito i 2 genitori discutere e minacciare l'uno il suicidio all'altro, ma nessuno sarebbe intervenuto Se perché pensi al curioso che gli anni sarebbe non seguito hanno a una finire, bisogna morire, Vorremmo bisogna morire, bisogna morire. In un sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non va il medicina, non giova la china, non si può
i sani, gli infermi, i bravi, gli inermi, tutta da finire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Crudele, a tutte infedele, ognuno svergogna. Morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. È pura pazzia, gran frenezia, partirsi menzogna. Morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore cantando, si muore suonando la cetra zampogna. Morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore danzando, bevendo, mangiando con quella carogna. Morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Come ti inganni se pensi che gli anni non danno a finire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire.